Così è come era. Ecco come invece appare dopo l'ondata di maltempo di domenica che ha devastato l'area giochi di Pozzuolo, la casetta di legno, uno dei posti del noto punto di incontro per giovani che vogliono fare sport e per tutti i friulani che arrivano per festeggiare la sagra dello struzzo. Finita pochi giorni fa, per fortuna, ecco perché c'erano anche pochi stand, ma quelli che c'erano sono stati danneggiati pesantemente dalla forte pioggia e soprattutto dalle raffiche di vento. Sì, un'ondata improvvisa, non ce l'aspettavamo anche perché dalle previsioni ci aspettavamo forse qualche goccia di pioggia, ma non un episodio temporalesco come quello di ieri. Sì, da ieri nel tardo pomeriggio, diciamo l'episodio principale che è stato quello del vento che ha scoperchiato qui nell'area festeggiamenti, ha movimentato i chioschi, ha scoperchiato l'area della cassa, ma abbiamo rilevato anche diversi abbattimenti di alberi, diverse cadute di alberi, la conta è abbastanza limitata. I danni più ingenti li ha sicuramente avuti la Proloco locale che come dicevamo fino a qualche settimana fa era impegnata nella sagra dello struzzo e fortunatamente ha già smontato diverse strutture che erano presenti qui, altrimenti forse i danni sarebbero stati maggiori. Quindi principalmente i danni appunto li ha subiti la locale Proloco che ancora non ha fatto la conta, ecco, sicuramente. Una situazione cataclismatica, consumatasi in pochissimi intensi minuti. La macchina dei soccorsi, alimentata dalla forza dei volontari, è stata però immediata e per fortuna già il mattino successivo a Pozzuolo le criticità erano rientrate e le strade riaperte al traffico, con l'area giochi che mantiene le conseguenze più gravi. È difficile prevenire, noi in particolare nell'area qui dei Castellieri abbiamo un problema anche idrogeologico con come dire, ondate d'acqua che provengono all'improvviso. Ecco, ieri sentivo parlare di circa 60 mm ecco, in mezz'ora, quindi un numero importante se non sbaglio. Anche i terreni, soprattutto dopo ondate di caldo, non riescono a contenere, nonostante abbiamo ripristinato anche diversi fossati per contenere un po' l'acqua, ma l'importanza della protezione civile, approfitto anche per ringraziare i nostri volontari che si sono attivati subito ieri senza bisogno di telefonate di nessuno, erano già sul territorio proprio durante il maltempo. Un lavoro importantissimo che ha permesso di circolare nelle nostre strade veramente in brevissimo tempo, unitamente a tutta la macchina organizzativa, perché ieri la squadra dei Vigili del Fuoco, volontari, ecco sottolineo che ieri abbiamo avuto qui una squadra di Vigili del Fuoco da San Daniele che ha operato fino a mezzanotte, ecco, queste persone poi staccato il turno la mattina poi si alzano e vanno a lavorare.